Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta. Sani, mi chiamo Fernando Menegatti e sto qua è l'Infovec, tutte le nuove in lingua veneta. Ζουένιο Μανώλιο Πέτρου από τον Πραστέτα Κοινουρία. Ενημερίζω τα τσακώνικα από του παππούδεμι σε του γονίεμι. L'iconica città stato greca di Sparta la può essere cascata quasi 2400 anni fa, ma ancora 2000 persone le parlano ancora la lingua desti antichi guerrieri, il zacconiano. Ancora sol circa de 2000 dei 10.000 zacconiani, per de solito i più vecchi, parlano ancora la lingua zacconiana, che non la è solo importante per l'identità e la cultura dei zacconiani, ma è l'unica eredità continua di antichi spartani. Zacconian è il ciappa che fa base a lingua dorica parlata dei antichi spartani e ader gli insegnanti, filologi e puidi isedriu sbisegare un modo da far che revivere la lingua. Palmanco isedriu darghe al zacconian e il rispetto che il merita, che fa a lingua del re Leonida e non a pora lingua dei laurenti del camp. A Leonidio, citando che ancora si parla il zacconian, cartei bilingue in zacconian e greco, gli dà il benvenuto ai visitatori. Un ferma con orgoglio a nostra lingua a se il zacconian, dimanda ai persone di parlarla così. Una bella iniziativa che può funzionare anche per la lingua veneta. Cosa pensi tu? Sani, mi chiamo Marcos Daniel Zancan e sto qua l'Infovec, tutte le nuove in lingua veneta. Chi non lo ha visto lo ha ascoltato, il gadito il Gazzetin Italiano La Repubblica, martedì 16 febbraio, sul bacan fatto dell'eruzione del vulcano Etna, il più attivo dell'Europa. Una grande attività di esplosione dell'Etna della Sicilia, regione sud dell'Italia, la gas comincia alle 4:10 dopo mezzodì del dì di martedì. As está possibile vedere una longa e impressionante colonna di fumo sboccata dal vulcano, che laga ad un gesto 1 chilometro di altezza. Le scenari lega fatto l'aeroporto internazionale di Catania, più o meno 60 km lontano dall'Etna, fermare le sue operazioni. Il Mariga di Catania ha fatto una comunicazione per proibire il vanti indrio dei veicoli di due ruote in tutte le vie della città, intanto che le macchine e gli altri veicoli possono andare al massimo di 30 km/h svelta. L'esplosione è venuta fuori dalla cratera sud-est, secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Sta la terza volta che l'Etna attacca a fare eruzione in un spazio di corto tempo. Il gas comincia la sua attività di eruzione a gennaio ed è sempre dell'anno passato. In quei due tempi di eruzione nessuno le resta malato. Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta.